quasi sempre dei giochi a scuola, soprattutto i miei soldatini, e un giorno mi è venuto in mente di metterli tutti in posa, come si vede nella foto, poi lo slogan ci abbiamo pensato e ho chiesto alla maestra se si poteva fare e ha accettato. Combattono per un'energia più pulita. Il percorso è stato straordinario, ringraziamo Prometeo per averci dato la possibilità di incontrare le classi proprio su un tema che a noi sta ovviamente molto a cuore, quello delle energie rinnovabili. È stato una rete che si è costituita in questi anni tra amministratori, un soggetto che si occupa di energie rinnovabili, le scuole, un'associazione come la nostra, quindi una rete virtuosa di associazioni, di enti che si sono messi insieme per raggiungere un obiettivo comune, per cui una cosa straordinaria che poi abbiamo visto oggi raccontata dai ragazzi sulle loro facce, il loro entusiasmo e la loro anche capacità di immaginare un paese diverso, un territorio migliore, più in grado anche di dare appunto prospettive soprattutto a questi ragazzi che hanno tanta voglia di mettersi in moto e di inventare cose nuove. È un concorso che Prometeo Estra insieme a Lega Ambiente sta ormai da 3 anni portando avanti nelle scuole, è un concorso che riguarda il risparmio energetico, l'utilizzo delle energie e la conoscenza anche delle energie rinnovabili, ma soprattutto è un concorso sulle buone pratiche ambientali, buone pratiche io direi anche di cittadinanza, che la nostra società, che è una società di servizi commerciali, di servizi energetici, porta avanti nella consapevolezza che solo una crescita culturale in questo senso del territorio possa arricchire anche la nostra impresa, oltre che appunto la comunità in cui viviamo. Sono iniziative fondamentali, prima di tutto perché permettono ai ragazzi di sperimentare e quindi di acquisire una consapevolezza rispetto al tema dell'energia, che è importantissimo, e i bambini e i ragazzi sono quelli che non solo ereditano il pianeta ma lo possono rendere migliore. Quindi bisogna partire da loro. E poi molto spesso dalle scuole escono fuori delle idee e dei progetti che possono effettivamente essere realizzati dalle amministrazioni anche a breve termine. I ragazzi imparano, hanno voglia di continuare a sperimentare. La nostra sfida è quella non solo di portare avanti magari delle idee che loro hanno, ma di coinvolgerli fin dalla giovane età in maniera tale che diventano partecipi della costruzione della città.